Spero che innanzitutto i partiti del centrodestra dicano la loro, se ci sono idee, se ci sono candidati, se ci sono proposte. È una casa aperta e trasparente quella della Lega e poi cominciamo. Nessuna chiusura agli alleati, anzi la candidatura a sindaco di Mario Conte, formalizzata ieri sera in grande stile al K3, non vuole essere un punto di arrivo ma semmai di partenza. Parola di Matteo Salvini ma anche di Luca Zaia che ieri sera ha calato l'asso, la conferma che alle elezioni parteciperà anche una lista con il suo nome. Lanciamo questa offerta pubblica di alleanza, quindi questa non è una prova muscolare, anche se la sala era strapiena, è la volontà di dire che chi condivide il progetto è assolutamente ben accetto. Neanche Giancarlo Gentilini per Zaia va tagliato fuori. Gentilini ovviamente è una realtà con la quale bisogna dialogare e penso che comunque non si debba dare per persa nessuna partita, per nessuna persona, per nessuna realtà. Che da oggi si sarebbe tornati a trattare, l'ha detto apertamente ieri sera il segretario nazionale Gian Antonio D'Arè. È chiaro che da qua si parte con un tavolo di trattative su tutto il perimetro, si apre un tavolo. È chiaro che la Lega propone e si propone. Ha ragione, siamo il primo partito. Trattare non significa fare passi indietro. Il candidato del Carroccio resta Mario Conte che ha subito fatto capire da dove intende partire. Avete scelto un candidato dei quartieri. È vero. Sei sicuro di questa scelta? È una scelta storica, ma ricordo che il 90% dei residenti vivono nei quartieri e nei quartieri è dove ci sono le difficoltà maggiori e dove la gente veramente chiede aiuto sotto tutti i punti di vista. Con il traino della lista Zaia e il lungo elenco di potenziali alleati presenti in sala, Davide Acampora che ha lasciato Fratelli d'Italia, i rappresentanti di Gruppo Ricerca, Direzione Italia, le civiche di Beppe Mauro, Roberto Tonellato, Mirko Visentini e Toni Dotto, i commercianti di Rivivere Treviso, la Lega si mette in una posizione di forza nel centrodestra che Forza Italia non potrà ignorare. Pane per i denti delle segreterie, mentre il candidato Conte pensa alle risposte da dare ai cittadini. Ci chiedono maggiore sicurezza, ci chiedono più pulizia e poi c'è da dare una visione di città ad ampio raggio.